Figurano anche due donne di Udine, tra le 10 persone arrestate, 6 sono finite in carcere e 4 ai domiciliari, dalla Guardia di Finanza di Brescia, con le accuse a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per le operazioni inesistenti. L'inchiesta delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario e della Compagnia di Rovato, coordinata dal Pubblico Ministero bresciano, ha scoperto un sistema di frode fiscale basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per le operazioni inesistenti per un importo totale di oltre 160 milioni di euro, di cui oltre 26 di IVA. Nel registro degli indagati, compresi 10 arresti, compaiono 80 persone fisiche e 48 società, di cui 21 straniere. Con la collaborazione degli altri reparti territoriali della Guardia di Finanza sono in corso, dalla prima mattinata di oggi, perquisizioni nelle province, oltre che a Brescia, quelle di Roma, Torino, Bergamo, Verona, Mantova, Udine e Cuneo, Monza, Brianza, Cremona e Como, le quali si svolgono con l'ausilio delle cosiddette unità cash dog, in relazione anche all'esecuzione di un sequestro preventivo di oltre 750.000 euro. In carcere, come detto, è finita una donna del 1988, nata in provincia di Udine, mentre è stata sottoposta ai domiciliari l'altra donna del 1989, residente nel comune friulano. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti